Fin da quando la conobbi al liceo, Ines Lothano era sempre stata eccentrica e crescendo lo divenne anche di più. Dopo la scuola avevamo perso i contatti e se non fosse stata lei a riconoscermi mentre facevo la spesa al mercato della Bocheria, probabilmente le sarei sfilata a fianco senza sapere chi fosse quella signora bassa e grassoccia con le mesh viola e il trucco pesante, abbigliata con abiti etnici tutti tintinnanti di collane di pietre dure, ciondoli indiani e amuleti. Non ritengo di essere una persona molto reattiva e quando mi invitò alla rimpatriata che stava organizzando per ricordare gli anni del liceo, non seppi che scusa accampare per sottrarmi senza apparire maleducata. Pertanto, il martedì sera seguente mi ritrovai a salire le scale anguste di un tetro condominio ottocentesco di Nou Barris, senza sapere bene cosa aspettarmi. L'appartamento di Ines era poco più che un monolocale, reso più angusto dalla gran quantità di oggetti che la proprietaria vi aveva stipato dentro. Pareva un incrocio fra il retrobottega di un rigattiere e un negozio di esoterismo, con maschere e idoli africani, cinesi, indiani e nativo-americani che spiavano me e le altre 4 invitate, donne che a malapena ricordavo di aver frequentato ai tempi della scuola. La serata trascorse in un clima di conversazioni forzate e imbarazzo generale, il tutto non migliorato dalla musica sciamanica diffusa dal vecchio stereo e dal buffet di cibo vegano. La padrona di casa, quanto mai eccessiva con la tunica turchese e la cascata di gioielli pacchiani che le grondavano dal collo, non pareva accorgersi dell'atmosfera tutt'altro che distesa, continuando a parlare a briglia sciolta dei suoi viaggi in terre esotiche, delle sue guide spirituali della Patagonia e altri argomenti che per me non avevano alcuna attrattiva. Erano circa le 11 e da quasi mezz'ora stavo cercando di confezionare una buona scusa per dileguarmi, pregustando un panino in qualche bar, quando Ines, tutta eccitata, ci radunò al tavolo della minuscola cucina dove posò un oggetto largo e piatto, sul quale erano stampati l'alfabeto e i numeri da 1 a 10. Essendo totalmente digiuna in materia occultista, non riconobbi la tavola Ouija e quando Ines spiegò a cosa servisse mi vennero i brividi. Anche le altre non parevano affatto contente all'idea di concludere quella già deprimente serata con un tentativo di connessione con il regno dei morti. Non credevo a queste cose, tuttavia avevano il potere di intimorirmi e preferivo starne più alla larga possibile. Ciò nonostante, l'entusiasmo di Ines sedò ogni nostra educata protesta e fu quasi senza rendercene conto che ci trovammo tutte sedute, al buio. Le lettere e i numeri del quadrante erano realizzati con vernice fosforescente e irradiavano un alone verdognolo che spargeva sui nostri volti un lucore spettrale. L'atmosfera mi inquietò fin da subito. Non amavo restare al buio anche se in compagnia. La mia mente cercò di concentrarsi sul rassicurante brusio che filtrava dall'esterno, i familiari suoni del traffico, ma questo non fu sufficiente a lenire quell'inquietudine sottile che mi ardeva dentro al pari di una resistenza rovente. Nelle tenebre appena stemperate indovinavo i visi delle altre donne. Parevano quasi galleggiare a mezz'aria attorno al tavolo. Sperai che la cosa finisse in fretta. Ines, con quella voce sussurrante da medium, ci invitò a posare il nostro indice sulla planchette triangolare e di concentrarci intensamente. Ubbidimmo e percepii molto chiaramente il nervosismo delle altre. Anche a loro quella piega non piaceva affatto. Con voce calma e sinistra, Ines iniziò a invocare gli spiriti. Credo che altre persone al posto mio avrebbero trovato buffo il suo modo solenne e pomposo di esprimersi, ma io non ebbi alcuna voglia di ridere. Mi sentivo a disagio e avevo la sgradita impressione che la cucina, già minuscola, si stringesse attorno a noi minuto dopo minuto. Sotto le nostre dita l'indicatore sussultò. Lasciai che un gemito stridulo mi sfuggisse dalle labbra. Razionalmente ero sicura che fosse stata Ines a muoverlo, tuttavia non potei impedire al mio cuore di rimbalzarmi in gola. Il respiro era più rapido, mi usciva dalla bocca con difficoltà. Il buio premeva su di noi come un qualcosa di solido.
Lentamente, ma senza esitazione, la planchette iniziò a muoversi sulla tavola di lucido legno, compitando le parole lettera dopo lettera. Tornò al centro dopo aver formato un nome in risposta alla domanda di Ines. Avevamo a che fare con una donna, a quanto sembrava. Dolores. Forse fu solo suggestione. Eppure mi parve che la temperatura fosse scesa di 2 o 3 gradi. Avrei voluto chiedere alle altre se anche loro lo avvertivano, ma la mia bocca non collaborò. Ero paralizzata. Intanto Ines aveva chiesto a Dolores come fosse morta. Che gioco morboso. Vero o no, mi sembrava davvero indecente e per di più stavo morendo di paura. L'indicatore prese di nuovo a scivolare sulla liscia superficie della tavola, sfiorando le elaborate lettere di luce bianco-verdognola. Un guizzo di adrenalina mi frizzò nel petto, scendendomi lungo le braccia come una scossa elettrica, mentre la planchette compitava la parola omicidio. Poi accadde l'impensabile. Prima che Ines potesse rivolgere un'altra domanda, la planchette si mosse da sé, questa volta con scatti energici, quasi rabbiosi, scivolando su e giù fino a formare la frase «È mio». Fu allora che mi resi conto del gelido peso che mi gravava sul polso sinistro. Spostai lo sguardo e nel bagliore smorto che si diffondeva dai caratteri fosforescenti della tavola Ouija, individuai una forma scura che, sgusciando al mio fianco da sotto il bordo del tavolo, mi si posava sull'avambraccio. Si trattava di una mano che pareva fatta di ombra traslucida. Il terrore mi detonò nel cuore, ma ebbi appena il tempo di risucchiare aria nei polmoni per prepararmi a urlare che le dita diafane di quella cosa mi si strinsero sul polso. Una forza gelida agganciò il mio braccialetto, dando quindi uno strattone violento. Percepii il bruciore acuto della catena che sfregava contro la pelle prima che l'oggetto si spezzasse. Balzai in piedi strillando, ritraendomi in preda a una crisi isterica, facendo urlare tutte le altre che scattarono a loro volta con un trambusto di sedie che strisciavano sul pavimento. Il condominio non era lontano dal mio quartiere, per questo l'avevo raggiunto a piedi, ma al ritorno presi un taxi perché non mi fidavo delle mie stesse gambe e le luci dei lampioni parevano insufficienti ad allontanare la notte. Per tutto il tragitto continuai a fissare nervosamente il lieve segno rosso inciso tra il polso e la base della mano, che mi bruciava leggermente. Avevo ancora il cuore in subbuglio ed ero certa che non avrei chiuso occhio quella notte. Il taxi si arrestò a un semaforo e fu allora che la radio emise la musichetta ansiogena di un notiziario. La voce grave dello speaker riempì l'abitacolo intriso dell'odore delle sigarette e io mi sentii mancare nell'apprendere che, in un parco non distante dal Carrer de Pamplona, era stato trovato il cadavere di una giovane donna. Per qualche motivo, uno strano gelo si impadronì di me e fui molto felice quando, pochi minuti più tardi, mi chiusi la porta del mio appartamento alle spalle. Mi preparai un tè desiderando che Raoul, il mio compagno, fosse lì con me anziché a fare bisboccia con gli amici fino a tardi, come era suo costume da qualche tempo. Cercai di distrarre la mente, ma bastava sfiorare con lo sguardo il mio polso perché tutto mi ripiombasse addosso. Che fine aveva fatto il mio bracciale? Era un regalo di Raoul. Me l'aveva donato una settimana prima. A prescindere dal valore affettivo, la faccenda mi preoccupava terribilmente. Cosa avevo vissuto in quella casa? La suggestione poteva davvero arrivare a quei livelli? La casa di Ines era così disordinata che il mio bracciale poteva essersi infilato ovunque. Nonostante ciò, il fatto che fosse svanito nel nulla mi dava i brividi. Come preventivavo, faticai moltissimo ad addormentarmi e ogni volta che il sonno leniva i miei sensi, ecco che mi riscuotevo, trovandomi con il cuore martellante. A colazione decisi di non parlare a Raoul dell'accaduto. Era di umore ombroso da un po' di tempo a quella parte e sovente si irritava per un'inezia, specie al mattino. Nemmeno lui, a giudicare dalla faccia, aveva dormito granché. A ogni modo, era destino che l'avvenimento della sera prima non finisse presto nel dimenticatoio.
Mentre sfilavo di fronte all'edicola di fianco alla profumeria dove lavoravo a Carrer de los Castillejos, il mio sguardo venne agganciato da uno dei titoli messi in mostra come da un magnete. Mi fermai. Era la notizia trasmessa alla radio che avevo sentito a bordo del taxi. 19enne uccisa a Carrer de Pamplona. Sollevai uno dei giornali, le mani gelide, le gambe che a fatica mi sorreggevano, trovandomi faccia a faccia con quella povera vittima. Non fu il suo aspetto così inusuale per gli standard spagnoli a colpirmi. I suoi occhi nordici, i ricci di grano, l'espressione dolce del suo viso posato sulla mano. Ma fu il sottile bracciale che le cingeva il polso, dalla cui catenella pendevano tanti piccoli soli. Mi mancò il fiato. Era identico al mio. Sotto la foto, i miei occhi impauriti lessero la didascalia. Si chiamava Dolores Rojas. Fu controvoglia che spiegai il giornale sul bancone, sentendo le mani fredde e insensibili, mentre sotto la fronte mi turbinavano pensieri confusi e impauriti. Una parte di me rifuggiva l'idea di approfondire quella vicenda e anelava solo a dimenticare tutto. I miei occhi scivolarono su quel macabro resoconto, il quale, parola dopo parola, accresceva il mio disagio. Circa a mezzanotte, la Guardia Civil era stata informata della presenza di un cadavere tra la vegetazione incolta di un piccolo parco presso Carrer de Pamplona, celato da una tenda. Il cronista riportava che, già nei giorni precedenti, alcune persone avevano notato quella presenza, ma non l'avevano segnalata alla benemerita, pensando si trattasse di un barbone ubriaco o addormentato. Questo la diceva abbastanza lunga sullo scarso senso civico e il menefreghismo dei miei concittadini, pensai con amarezza. Dolores era stata trovata con i pantaloni abbassati alle ginocchia, la camicia sollevata sui seni. Aveva subito abusi ed era stata strangolata con qualcosa che aveva lasciato uno spesso livido sul suo collo, probabilmente una cintura. Era stata uccisa a soli 50 metri in linea d'aria dal suo negozio di stoffe dal quale l'omicida aveva preso la tenda servita per occultarla. Il fatto che il maniaco avesse nascosto il corpo e si fosse preso la briga di coprirlo poteva indicare un segno di rimorso, secondo gli esperti. Questo particolare mi fece rabbrividire. Possibile che la mente di una persona venisse per qualche tempo contaminata da pensieri mostruosi per poi ridestarsi dall'incubo quando ormai non c'era più niente da fare, salvo stendere un velo pietoso sul misfatto? Ero immersa in queste cupe meditazioni quando le mie narici furono sfiorate da un profumo che, a poco, si fece sempre più intenso. Sollevai la testa dall'articolo, perplessa. Ovviamente, tra gli scaffali della profumeria aleggiava sempre un vago aroma, ma quell'odore era troppo intenso e troppo improvviso. Mi chiesi se non fosse entrato qualcuno mentre ero distratta, ma la campanellina sopra l'uscio era immobile. Notai allora che sul tappeto di fronte al bancone stava una bottiglietta riversa, il tappo svitato e abbandonato poco distante. Colpita, mi avvicinai e non feci in tempo a chiedermi come diavolo fosse potuto accadere perché mi si mozzò il fiato. Il profumo si era rovesciato quasi del tutto, imbevendo la trama rossa del tappeto, ma, anziché allargarsi a macchia d'olio, era stato assorbito in modo diseguale, ramificandosi in modo da formare quella che, inequivocabilmente, era una frase: «Attenta al diavolo rosso». Mi sentivo frastornata, come se mi stessi agitando in un incubo senza riuscire a svegliarmi. Non c'era spiegazione a quanto era accaduto alla profumeria. Anche scivolando da uno scaffale non c'era modo per la boccetta di arrivare al tappeto. E quella scritta, non sapevo come interpretarla. Una minaccia o un avvertimento? E chi era il diavolo rosso? Decisi di chiudere prima del solito e trascorsi buona parte del mio rientro a casa intasata nel traffico, sotto un acquazzone battente. Appena entrata nell'appartamento, un messaggio di Raoul mi informò che avrebbe cenato fuori e di non aspettarlo alzata,
il che contribuì al mio malumore. L'ultima cosa che desideravo era rimanere da sola quella sera. Mi preparai una cena leggera con fare svogliato e distratto, sentendomi delusa dalla mia stessa esistenza. Le sere solitarie stavano iniziando a diventare troppo frequenti, così come i silenzi e i malanimi. Avevo già abbastanza problemi senza che quella maledetta Ines Lothano ci mettesse del suo con quelle stramberie occultiste. Guardai un po' di TV, ma ero stanca, quindi decisi di andare a letto. Scivolata sotto le coperte, mi concessi qualche attimo per ammirare la fotografia sul mio comodino, la cui cornice di plastica cingeva Raoul e me in cima alla torre d'Ercole, il mare tempestoso che faceva da sfondo, le raffiche che scompigliavano i suoi lucenti capelli di rame, più da irlandese che da galiziano. Sembrava tutto così bello e facile all'epoca. Spensi la luce e mi assopii. Di colpo un peso mi schiacciò come se una persona mi si fosse sdraiata sopra. Cercai di tirarmi su, ma i miei indumenti erano stati sollevati, coprendomi il viso e la testa. Mani grosse e ruvide tastavano il mio corpo, creando un attrito doloroso, lasciandovi segni incandescenti, rimescolando nel mio animo paura, senso di impotenza, orrore e umiliazione. Mi agitavo, ma era come se fossi immobile, del tutto alla mercé di quell'individuo sconosciuto che non vedevo. Poi, attorno al mio collo, scivolò un freddo serpente di cuoio, le cui spire si serrarono brutalmente, stringendomi la gola, impedendo ai miei respiri di raggiungere i polmoni. Annaspai con violenza, braccia e gambe agitate che strapparono via le lenzuola. Caddi oltre il bordo del materasso, respirando con affanno, la gola stretta da una pressione fantasma che si allentava di secondo in secondo. Nella mia caduta avevo trascinato con me buona parte degli oggetti sul comodino, compresa la sveglia che mi avvisava del mio ritardo sul lavoro. Sconvolta, ancora respirando con affanno, mi tolsi i capelli sudati dagli occhi e lanciai uno sguardo al letto. Raoul si era già alzato, o forse non era mai tornato a dormire. Non persi tempo a fare colazione, anche perché non ne avevo per nulla voglia, e uscii subito di casa in preda a un'ansia così intensa che a malapena riuscivo a stare attenta alla guida. La normalità con la quale si svolse la mattinata aiutò il mio umore a stabilizzarsi, almeno fin quando la campanella non trillò verso le 10:30, annunciando l'ingresso di un volto noto. Era Pedro Valdez, uno dei compagni di bevute di Raoul, e lavorava al mercato Els Encants. Mentre impacchettavo il dopobarba che aveva acquistato, Valdez buttò lì un commento che rese incapaci le mie dita. Mi chiese se Raoul stesse bene perché era da tempo che non lo si vedeva al Mariposa, la vermuteria dove erano soliti fare le ore piccole. La cosa mi lasciò spiazzata. Erano giorni che Raoul rincasava tardi dopo aver trascorso la notte con Valdez e gli altri amici, o almeno così mi aveva sempre detto. Più incredula e imbarazzata che mai, balbettai qualcosa sul fatto che ultimamente non era granché in forma, senza nemmeno capire bene perché stessi mentendo al riguardo. Valdez mi chiese di recargli i suoi auguri e uscì, lasciandomi avvolta in una nube di smarrimento e incertezza che quasi mi portarono alla soglia del pianto. Raoul uscì che stava ancora masticando l'ultimo boccone della cena. Non avevamo parlato molto, lasciando che fosse il ticchettio delle posate a condurre la conversazione. Gettai qualche frase riguardo a Valdez, chiedendo se fosse ancora così scarso a giocare con le carte come talvolta mi diceva. Raoul si limitò ad annuire, confermando i miei più torbidi timori. Perché mi stava mentendo? Se non si incontrava con gli amici, allora dove andava? Erano tutti interrogativi che mi preoccupavano, facendomi vivere in un'angoscia gelida. Da un lato temevo di essere diretta, dall'altro non avevo idea di come arrivare alla verità per vie traverse. Sola e depressa, mi preparai un tè e accesi la televisione. Il mezzobusto di uno speaker dall'aria grave comparve sullo schermo proprio mentre annunciava il ritrovamento del cadavere di una donna in Carrer d'Aragó. Tesa, ascoltai di come la trentenne Clara Fuertes fosse stata brutalmente assassinata nel retrobottega della sua cartoleria
coperta dal suo stesso cappotto. Era stata strangolata con una cintura e le analogie con il caso di Dolores Rojas erano al di là di ogni dubbio. Annichilita dal terrore, annaspai sul telecomando per interrompere quel flusso di notizie terribili che vennero risucchiate dal centro dello schermo. Per 1 o 2 istanti restai immobile a fissare la mia immagine riflessa sul vetro scuro del televisore. Sgranai gli occhi quando mi avvidi di quella sagoma femminile riflessa sullo schermo proprio alle mie spalle, pallida e con una matassa di capelli biondi che le occultava il viso. Dolores Rojas, o quanto restava di lei. Mi girai di scatto con un urlo, ma dietro non c'era nessuno. Alcuni particolari, mio malgrado, li appresi dal giornale del mattino. La Guardia Civile era certa che le 2 donne fossero state uccise dal medesimo uomo, ma per ora avevano ben poco su cui lavorare. Nessun testimone nel caso Rojas e nessuna telecamera di sorveglianza in quello Fuertes. La mancanza di segni di lotta nella cartoleria faceva immaginare che il maniaco avesse minacciato la proprietaria con un'arma obbligandola a entrare nel retrobottega, dove si era approfittato di lei. Forse le aveva persino promesso che l'avrebbe lasciata andare se non si fosse opposta. Una speranza illusoria alla quale la poveretta doveva essersi aggrappata con ogni forza prima di scoprire la verità. Un assassino spietato e diabolico. Un diavolo rosso, come l'aveva definito lo spirito di Dolores. Tentai di distrarmi svolgendo arretrati lavori di casa, facendo il bucato e stirando. E fu proprio mentre riponevo gli abiti di Raoul nell'armadio che mi accorsi della mancanza di alcuni di essi, poiché alcune grucce restavano vuote. Ricontrollai per sicurezza. Non c'erano dubbi. All'appello mancavano alcune camicie e 2 paia di pantaloni. Inoltre notai anche un'altra cosa. Alla rastrelliera delle sue cinture un gancio era vuoto. Mi venne la pelle d'oca ancora prima che la mia mente facesse il collegamento. Sentii letteralmente il sangue fluire via dal mio volto, lasciandolo gelido. Voltandomi, incontrai la fotografia sul comodino. La folta chioma rosso brillante di Raoul agitata dalle fredde raffiche oceaniche. Ciuffi rossi e indomiti come lingue di fuoco. Attenta al diavolo rosso. Dovetti sedermi sul letto, temendo di svenire. Per qualche giorno vissi in un limbo terribile, dilaniata da pensieri che mi levavano il sonno e prosciugavano le forze. Raoul non parve rendersi conto della tempesta emotiva che si agitava dentro di me, del fatto che non riuscissi a sostenere il suo sguardo, distogliendolo subito come se fosse un'immagine rivoltante, e del lieve tremore della mia mano quando gli servivo da mangiare. Sembrava l'uomo di sempre, e al contempo, alla sua figura, si stava sovrapponendo una sagoma mostruosa. Un demone scarlatto dalle grandi ali e dalla coda a uncino, una creatura da incubo che di notte pattugliava le strade buie in cerca di vittime da straziare, di corpi da violare e da uccidere. Possibile che per tutto quel tempo avessi condiviso il letto con un mostro? Che la stessa persona che mi abbracciava sulla terrazza della torre d'Ercole fosse posseduta da insane passioni? Non ci volevo credere. Solo il sospetto mi scioccava e terrorizzava. Eppure mi era germogliato così facilmente nella testa. Raoul da qualche tempo agiva in modo strano, come se mi stesse nascondendo qualcosa. Usciva subito dopo cena, rientrava tardissimo o non rientrava per niente. Affermava di essere con gli amici, eppure così non era. Dal suo guardaroba mancavano vestiti e una cintura. Ogni volta che era stato fuori casa una donna era stata assassinata. Poteva trattarsi solo di una coincidenza, oppure la mia paura era fondata. Non sapevo come agire. Se avessi preso una cantonata avrei accusato la persona che amavo di essere un assassino. Se al contrario avessi avuto ragione ma avessi scelto di tacere, altre donne innocenti sarebbero morte in modo atroce. La soluzione mi arrivò per caso, come un raggio di luce che scivola da un cielo nuvoloso.
Stavo lavando i piatti, sciacquandomi le mani insaponate sotto al getto d'acqua, quando scorsi un lieve segno bianco, quasi invisibile, sul mio polso. Ricordai della seduta spiritica e di come il bracciale, venendomi strappato dal polso, mi aveva inciso la carne lasciandomi una traccia leggera. Ma certo, il bracciale! Quella era la definitiva prova del 9, realizzai con un tuffo al cuore. Purtroppo, anche in quel caso le tempistiche non erano a favore di Raoul. Me l'aveva regalato proprio nel periodo in cui Dolores era stata uccisa, anche se all'epoca il corpo non era ancora stato trovato. Esisteva però un modo per capire se il braccialetto che mi aveva regalato appartenesse a lei o meno. Ricordavo il nome della gioielleria stampato sul bollino della confezione, una di quelle semplici scatole adorne di fiocco di raso. Mi sarebbe bastato recarmi al negozio e indagare. Il mattino seguente, mentre percorrevo la strada, ero corrosa dall'ansia più angosciante. Pregavo che il negoziante si ricordasse di Raoul, che essendo molto alto, con le lentiggini e i capelli rossi, era abbastanza individuabile. Dovetti sostare presso l'ingresso per calmarmi un po', prima di entrare in quel piccolo ma elegante negozio tutto ammiccante di gioielli. Al commesso dissi che avevo perso il bracciale. Era un regalo del mio compagno, spiegai, e ne volevo uno uguale. Tuttavia, continuai cercando di non far emergere il nervosismo. Non ero sicura al 100% che l'avesse acquistato lì, quindi gli descrissi Raoul. Attesi un segno di comprensione negli occhi del gioielliere, il quale mi raggelò, scuotendo il capo, dicendomi che non ricordava nessuno come Raoul. Quasi in fibrillazione lo pregai di pensarci bene, descrivendogli anche l'oggetto nel dettaglio. Di nuovo fece segno di no con la testa, aggiungendo che non teneva gioielli di quel tipo in bottega. Quando uscii, mi pareva che il mondo beccheggiasse come una nave in tempesta. Tornai alla profumeria senza saper definire la terribile sensazione che mi soffocava i pensieri, un sentimento più intenso dell'ansia e peggiore della paura. Il brutto tempo dei giorni scorsi aveva lasciato spazio a una primavera calda e soleggiata, ma sembrava che il verde degli alberi, il profumo dei fiori e il calore del sole fosse riservato ad altri e non per me. Entrarono pochi clienti e di questo fui grata perché mi sentivo vuota e senza prospettive. Continuava a martellarmi in testa l'idea che ci doveva essere una spiegazione alternativa e allo stesso tempo una voce mi supplicava di informare la polizia al più presto, prima che un'altra vittima innocente pagasse lo scotto del mio procrastinare. Se fosse morta una terza donna e Raoul fosse stato il colpevole, questo avrebbe fatto di me una complice, un peso che mi avrebbe impedito di vivere. Non notai la luce del sole cambiare lentamente angolazione e poi spegnersi mentre il pomeriggio scivolava nella sera. Mi domandai se rincasando avrei trovato Raoul o un appartamento vuoto. In cuor mio quasi preferivo non tornare, schiarirmi le idee in qualche pub o persino salire sul primo treno e fuggire via dove nessuno mi conoscesse, cambiare nome e vita. In quella la campanella d'ottone trillò sopra la porta. Alzai lo sguardo, pronta a far notare al cliente che ormai stavo per chiudere, ma quando vidi il sorriso di Pedro Valdez, sorrisi a mia volta. Salutandomi cordialmente, fece qualche passo. Indossava una camicia a maniche corte, con ampie chiazze sudate sotto le ascelle, sbottonata in buona misura, e quando scorsi il diavolo rosso che spiccava sul suo petto, la bocca mi si paralizzò. La mia mente divenne un coro di voci allarmate che urlavano tutte insieme, così assordanti che non capii quel che l'uomo stava dicendomi. Con una voce che non riconobbi, gli feci notare che era orario di chiusura, mentre il mio corpo veniva drogato da ogni ormone del terrore, irrigidendosi. Era la paura a farmelo notare, o c'era una luce strana negli occhi di Valdez? Un'espressione animalesca che non gli avrei mai attribuito. Anche nel suo tono di voce, seppure cortese e simpatico come sempre, vi era una vibrazione sottile, in parte nervosa e in parte smaniosa. Non dubitai un istante di essere a un passo dal finire sulla cronaca nera dei giornali del mattino,
e forse fu tale cognizione a farmi agire con naturalezza. Disse che mi avrebbe rubato 1 minuto, solo il tempo di comprare un dopobarba per suo nipote. Senza voltargli le spalle mi diressi verso uno scaffale. Valdez mi seguì, sempre frapponendosi fra me e la porta. Notai che la sua fronte spremeva oleosi goccioloni di sudore e che emanava un puzzo acre da animale selvatico. Da sopra un lembo della camicia, il sogghignante diavolo rosso mi occhieggiava lascivo. Era vicinissimo a me e notai come la sua mano stesse scivolando verso la tasca dei pantaloni quando presi un flacone di profumo, la stessa marca con la quale Dolores aveva tracciato il suo avvertimento sul tappeto giorni prima, e girai su me stessa levando il braccio. Più e più volte spruzzai l'essenza negli occhi sporgenti di Valdez, accecandolo. Urlando per il bruciore e la sorpresa, l'uomo balzò indietro mentre io avanzavo, irrorandolo ancora, e stavolta lo spruzzo gli riempì la bocca. Lo aggirai e corsi verso la porta, tirandola e catapultandomi fuori. Il cuore in gola, la pelle in fiamme. Alle mie spalle, Valdez mi corse dietro, il volto congestionato, un occhio chiuso e l'altro lacrimante, furente di odio. Sentii la sua mano chiudersi attorno al mio polso e darmi uno strattone, cercando di trascinarmi dentro il negozio, ma io tirai dalla parte opposta ancora più violentemente. Finimmo entrambi in mezzo alla strada. L'ultima cosa che rammento fu una luce abbagliante e lo stridore di gomme sull'asfalto, un attimo prima dell'impatto. Avrebbe potuto andarmi peggio, tutto considerato. La Seat che ci travolse andava a meno di 15 all'ora e l'impatto non provocò gravi danni. Ebbi varie contusioni e 2 costole incrinate, mentre Pedro Valdez un polso fratturato e una commozione cerebrale, cosa che non gli impedì la fuga. La Guardia Civil lo rintracciò poche ore più tardi mentre tentava di raggiungere la Estacio de Glorias e darsi alla macchia. Una volta portato in centrale, raccontò di come io l'avessi immotivatamente aggredito, versione dei fatti che io stessa non potevo negare. Tuttavia, come seppi in seguito, il mio agire aveva probabilmente anticipato l'azione della polizia di qualche giorno, siccome alcune indagini avevano già portato a galla inquietanti retroscena sul passato di Valdez che l'avevano fatto entrare nella pletora dei sospettati. Da giovane, prima di trasferirsi a Barcellona, abitava a Valencia, dove aveva passato guai per atti di esibizionismo, voyeurismo e persino un tentativo di violenza sessuale. In casa sua, inoltre, furono scoperti gioielli appartenuti alle vittime e la cintura, una volta analizzata, rivelò tracce di DNA corrispondente a quello di Dolores e Clara. Le sconclusionate difese di Valdez cessarono quando fu posto dinanzi alle prove e ogni mistero ebbe una sua spiegazione. Il giorno in cui venne in profumeria a comprare un dopobarba, in realtà stava solo facendo un sopralluogo della mia piccola bottega per accertarsi che non fosse protetta da videocamere di sorveglianza. Si definì malato, incapace di impedire alla sua brama di sopraffarlo, e che, dopo ogni delitto, si era sentito atrocemente in colpa, pur sapendo che l'avrebbe rifatto. Come gli agenti avevano ipotizzato, nel secondo delitto Valdez aveva minacciato la vittima con un coltello per indurla a collaborare, la stessa arma che intendeva usare con me, in modo da farmi entrare nel retro, dove sarei stata totalmente alla sua mercé. Le 2 vittime lavoravano a non molta distanza dal mercato El Sencans, proprio dove Valdez aveva la sua bancarella di bigiotteria, e fu proprio da lui, e non dal gioielliere dal quale mi ero recata, che Raoul aveva comprato il braccialetto, senza naturalmente immaginare che il venditore l'avesse rubato alla prima vittima, divertitissimo all'idea che qualche altra donna lo indossasse. Anche i dubbi su Raoul si dipanarono quando finalmente seppi la verità. Non era un assassino e non c'era un'altra donna nella sua vita. Il motivo che l'aveva fatto agire in maniera tanto sospetta ai miei occhi era che da un po' di tempo aveva preso il vizio del gioco, una dipendenza così forte da indurlo a trascurare sia me che gli amici, trascorrendo intere notti a giocare alle slot machine, perdendo somme di denaro sempre più ingenti, al punto che aveva iniziato a vendere i propri indumenti
e altri oggetti personali pur di racimolare qualche soldo da poter inserire in quelle diaboliche mangiatrici di stipendi. A seguito di un litigio, come segno di pace, Raoul aveva voluto farmi un regalo. Il suo nuovo vizio non gli permetteva una spesa eccessiva. Così aveva ripiegato su qualcosa di grazioso, ma economico al banchetto del suo amico Valdez. Tuttavia, vergognandosi di presentarsi con della bigiotteria, l'aveva fatto passare per un dono acquistato in un negozio di gioielli. Era stato abbastanza semplice per Raoul, che lavorava in una ditta che produceva bollini e scatole per negozi di oreficeria. Gli era bastato trafugare una confezione e applicarvi l'adesivo del negozio. Tutto questo sembra accaduto anni fa, o forse semplicemente un sogno, anche se sono vicende della scorsa primavera. Non le scorderò mai, ne sono certa, ma con il tempo sbiadiranno, lasciando spazio a eventi nuovi e più lieti, come il viaggio che Raoul e io organizzammo per visitare Santiago de Compostela e Finisterre. Sarebbe stato il nostro nuovo inizio. Non fu facile per lui fare a meno del brivido del gioco, ma fece di tutto per non cedervi ancora. Non gli dissi niente riguardo il fantasma di Dolores, al quale in fin dei conti devo la vita, grazie al suo avviso a proposito del diavolo rosso. Forse non lo rivelerò mai, né a Raoul né a nessun altro. Resterà il mio più intimo segreto.